Montagna devastata, il governatore Zaia spinge il governo a intervenire subito, servono soldi, ma prima ancora poteri speciali per gestire smaltimento e ricostruzione. Sul conto corrente solidale dice alle banche no alle spese sui bonifici. In mezzo a tanta solidarietà non mancano gli sciacalli, l'assessore regionale Bottaccini segnala furti di gasolio dai generatori di corrente elettrica installati per l'emergenza maltempo. Intanto i paesi e le popolazioni colpite cercano di rialzarsi, mentre la conta di danni prosegue, i disagi non mancano. Il commento del direttore Luigi Baciali, il Veneto in ginocchio, che cerca appunto di rialzarsi. L'assessore regionale al turismo Caner sottolinea l'importanza di ripartire subito prima dell'inizio della stagione invernale e annuncia una proroga del bando per la montagna. Cerca di introdursi nell'abitazione di una 55enne di cattura per rubare, ma viene scoperto e picchia la donna, fermato dai carabinieri un richiedente asilo ospite di una casa vicina. Dopo l'emergenza della scorsa estate la Regione corre ai ripari e lancia per il 2019 un piano straordinario per la prevenzione per il virus del Nilo. Calcio, ufficializzato l'esonero del mister del Padova Bisoli, non è bastato il pari nel derby con il Cittadella, situazione precipitata nelle ultime ore, in arrivo Claudio Foscari. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, c'è ovviamente la situazione della montagna. Ci stiamo per collegare con Tiziana Bolognani che si trova a Belluno dopo aver raccolto oggi altre storie nella montagna devastata. In attesa di collegarci proprio con lei partiamo dal governatore Zaia, che è tornato a parlare oggi della situazione della montagna veneta, definendola ancora una volta una vera catastrofe, e chiede subito al governo di intervenire nell'immediato. Non servono solo tanti soldi, come ha ribadito in questi giorni, ma anche poteri speciali per gestire questa situazione emergenziale. Sentiamolo. Adesso attendiamo un primo stanziamento che è quello delle somme urgenze, ma attendiamo soprattutto l'ordinanza di protezione civile che dà incarico al commissario e soprattutto i poteri speciali. Per il governatore del Veneto Zaia è fondamentale intervenire subito sulla montagna bellunese e una delle priorità è quella di rimuovere i 15 milioni di alberi abbattuti dal vento. Noi abbiamo 100.000 ettari di bosco, 60% pubblico, 40% privato. Se i privati si rifiutassero di fare le pulizie o se qualcuno si innamorasse dei tronchi nel suo territorio, noi dobbiamo assolutamente intervenire e togliere quei tronchi, e quindi ci vogliono anche poteri speciali. Serve l'aiuto di tutti, ma soprattutto servono fondi da destinare a quei paesi devastati da acqua, fango e vento. Il primo appello lo facciamo al governo, visto che paghiamo un sacco di tasse, ci aspettiamo una bella risposta e il governo ci è sempre stato a fianco fino ad ora, ci sono già dei bei propositi. E poi ci sono i privati e le aziende che stanno già rispondendo all'appello, pronte a fare la loro. Molti rinunciano agli omaggi di Natale e dicono storniamo tutte le cifre al conto corrente della Regione, che è il conto dedicato ai nostri alluvionati, ai catastrofati come li chiamo io, no? E a proposito del conto corrente istituito dalla Regione Veneto, a chi è scettico nel versare, temendo che i soldi possano non arrivare a destinazione, il governatore risponde così. Noi abbiamo già avuto un test che è stato quello del 2010, fino all'ultimo centesimo è andato ai territori, punto. Se poi qualcuno vuole fantasticarci sopra, va in procura. Non nei social network, almeno vediamo faccia e nome e cognome. Allora vedo Tiziana Bolognani collegata da Belluno, con lei dovrebbe esserci, come vedo, il prefetto di Belluno. Ti lascio subito la linea anche per raccontarci un po' della giornata di oggi, della situazione. Sì, buonasera Nicola, abbiamo praticamente strappato il prefetto Esposito da uno dei tanti briefing che si tengono qui al centro di coordinamento soccorsi del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno. Signor prefetto, intanto le chiedo qual è la situazione a quest'ora, in questo momento. La situazione è in netto miglioramento perché per quanto riguarda l'energia elettrica abbiamo recuperato ormai su quasi tutto il territorio, direi tutto, c'è proprio qualche punto minimo e comunque con servizi che risultano piuttosto regolari. Per quanto riguarda invece l'acqua, la rete idrica è stata ripristinata quasi integralmente, rimane qualche problema a Feltre dove bisognerà intervenire su una conduttura scoperta e rimane il problema di Roccapietore dove però grazie ai potabilizzatori 400 utenze sono state ripristinate sia pure provvisoriamente e le altre dovrebbero essere ripristinate nella giornata di domani. Parallelamente sempre stanno partendo i lavori
anzi sono già partiti i lavori per il ripristino della conduttura, e quindi questo ci garantisce anche su Roccapietro, dove il problema era sicuramente più grave che altrove, un ritorno alla normalità per quanto riguarda l'acqua. Le telecomunicazioni funzionano pressoché dappertutto, c'è qualche punto dove manca ancora la rete fissa, proprio oggi ne parlavo col sindaco di Gosaldo, dove sono stato proprio per verificare quali erano le condizioni, e infine per quanto riguarda la viabilità abbiamo riaperto il tratto che va verso Santo Stefano, sia pure a senso unico alternato, e comunque quasi tutte le strade sono percorribili tranne quelle secondarie, dove alcune c'è ancora ovviamente il divieto di transito se non per i mezzi di soccorso, e questo ci garantisce appunto di portare i rifornimenti in quei luoghi dove invece risultava difficile, e di trovare una comunità sicuramente molto più rassicurata, e anche gli stessi amministratori. Grazie signor Prefetto, la liberiamo, grazie per la sua disponibilità. Una cosa però le volevo chiedere a proposito del furto di gasolio che viene denunciato in queste ore dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, furto di gasolio dai generatori che poi vengono lasciati aperti, c'entra l'acqua, vanno in avaria, che cosa sta capitando? Sì, ci sono stati alcuni episodi di questo genere, cioè furti che oltre al danno della sottrazione di carburante poi hanno dovuto registrare l'ulteriore danno che, essendo stato lasciato aperto il tappo, è entrata l'acqua e quindi tutto il carburante era inutilizzabile. Questo chiaramente, oltre ad essere un grave danno per le utenze, comporta un ulteriore aggravio di lavoro per i soccorsi. È partito però da stasera un piano di vigilanza per quei punti che sono più sensibili, e quindi ci auguriamo che possano essere scongiurati altri episodi di questo genere. Grazie, grazie ancora, buon lavoro signor Prefetto, e diciamo che l'assessore regionale Bottacin ha avuto modo anche di dire, ve lo leggo, che è una cosa questa del furto di gasolio che lascia l'amaro in bocca, esattamente come è di pessimo gusto il turismo delle tragedie. Due cose, dice Bottacin, che stridono con la solidarietà vista in questi giorni e che per fortuna è stata enorme, ed è quanto abbiamo potuto vedere anche noi oggi nel nostro viaggio nelle zone disastrate della provincia di Belluno. Stamattina ci siamo collegati con voi da Feltre, dove abbiamo visto all'opera l'Esercito e i tanti volontari, abbiamo registrato delle immagini e delle interviste sia da Feltre che da Rivamonte Gordino, dove siamo riusciti ad arrivare inerpicandoci su per la strada che è davvero dissestata, sembra che ci sia stato un terremoto con l'asfalto davvero rotto in più punti, e con il cimitero d'alberi a cui oramai ci siamo abituati, ai noi purtroppo. Nicola, se non hai domande da studio ti restituisco la linea, in attesa naturalmente di mostrarvi le immagini. Grazie Tiziana, vedremo fra pochissimo il tuo viaggio in questi luoghi. Intanto sul quanto sta accadendo, su quanto accadrà anche nei prossimi giorni, insomma, su questo Veneto ferito che cerca di rialzarsi, sentiamo il commento del nostro direttore di Antena 3, Luigi Bacialli. Buonasera. Ora che il peggio è passato ed è meglio usare il condizionale, perché con questo tempo pazzo siamo pronti a qualsiasi altro cataclisma, ora che il peggio sembra essere passato, che non soffiano più venti a 200 all'ora, che non ci sono precipitazioni impressionanti, la cosa importante è non spegnere i riflettori. Dobbiamo tenere le luci accese, continuare a seguire una popolazione così duramente colpita, cosa che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che faremo ancora, perché questo clima tropicalizzato ci impone di non abbassare la guardia. Non bisogna abbassarla, non devono farlo le istituzioni, non devono fare silenzio i politici, devono intervenire, prendere iniziative, e così anche l'informazione. Devo dire che noi siamo stati, come nel 2010, sempre in prima linea, fin dall'inizio, minuto per minuto, e cosa che non ha fatto invece il servizio pubblico, le grandi televisioni private. Adesso i nostri inviati sono ancora lì, sperando che non si ripeta quello che è successo nei giorni scorsi, ma
dobbiamo continuare a monitorare la situazione, seguire coloro che sono stati sfollati, coloro che sono stati per tanti giorni senza la luce, ce ne sono ancora, senza l'energia elettrica e il riscaldamento. Noi saremo lì con i nostri inviati, con le nostre truppe, i nostri giornalisti e i nostri tecnici. È un impegno che prendiamo anche in futuro, perché la prevenzione è importante, stavolta sono stati limitati i danni, seguiremo chi si occupa di prevenzione, chi dovrà intervenire ancora per mettere il territorio in sicurezza. Una cosa importante è il Veneto in ginocchio e le iniziative che riguardano questa raccolta di fondi. Io preferisco dire il Veneto ferito, in ginocchio mi sembra così inappropriato per una regione che si è rialzata prontamente, che non è succube, che non vuole sentirsi trascurata e che reagisce sempre. Ma un impegno vorrei prendere con la Regione del Veneto, che ha avviato questa raccolta attraverso il numero che vedete in sovrimpressione con l'IBAN, e poi anche ci sarà una raccolta attraverso gli SMS. Siccome altre volte questi soldi si sono perduti in 1000 rivoli, non in Veneto ma in altre regioni, sarebbe serio, sarebbe giusto che alla fine di questa raccolta, e una volta erogati questi soldi, il Presidente Zaia dicesse famiglia per famiglia, persona per persona, nome e cognome, nome di enti, istituzioni che hanno avuto questi contributi. È una questione non solo di trasparenza e di chiarezza, è una questione di rispetto per coloro che troppo spesso in questo Paese sono stati inondati di solidarietà formale e di promesse e poi sono stati presi in giro. Queste dunque le parole del direttore Luigi Baciali. A proposito del conto corrente istituito dalla Regione, ieri il governatore Zaia, ospite a Ringa, ha lanciato un vero e proprio monito, appello, ma che è anche un monito alle banche. Sentiamo le sue parole. No spese sui bonifici, no spese sui bonifici. E spero a Varino che magari voi riusciate anche a valorizzarlo con i vostri telegiornali, perché questo è l'appello che faccio alle banche. No, questo appello è importantissimo. Le banche possono fare una bella roba, sospendere il pagamento e tutte quelle rate, a parte il fatto che le banche chiediamo un aiuto grosso a tutte, ma tutti quei pagamenti fatti con il costo dei bonifici, facciamo un bel calcolo, ci versate anche tutti i costi dei bonifici messi dentro fino adesso. Ma le banche lo fanno. Questo è un territorio che ha dato tanto alle banche, molto ha dato alle banche, adesso è ora che le banche diano a noi. Questo ha detto ieri il governatore Luca Zaia a Ring. L'avete sentita prima la nostra Tiziana Bolognani, che è in questi giorni ancora sui luoghi devastati. Il reportage continua con Tiziana Bolognani. Oggi insieme a Cristian Roque Allende sono arrivati a Rivamonte, paese rimasto a lungo isolato. Ecco quello che hanno trovato. Siamo arrivati fino a Rivamonte a Gordino e la strada che abbiamo percorso è una strada oggettivamente disastrata, aperta da pochissimi giorni, in alcuni punti si percorre a senso unico alternato, come qui c'è un semaforo alla mia sinistra. Qui, come vedete, gli alberi che giacciono su questo pendio, su questo versante. Poco più avanti si sta sistemando una frana che ha invaso la carreggiata. Signore, buonasera. Che disastro qui, Abbastanza. Abbiamo visto la strada, ma ci sono le frane, ci sono gli alberi a terra. Che ore avete passato lunedì? Quando è passata è finita, il momento che è venuta giù che è pericoloso dopo. Come fare? E così il tempo è quello che è. Siete stati isolati per un po' di tempo? Sì, purtroppo sì. Avevate mai visto una cosa del genere? Del 66 l'abbiamo vista. Con il vento, con gli alberi? Con il vento, però era ancora più acqua, ma meno vento è stato. Meno vento. Tanti danni anche qui a... non c'è male, roba da corro. No, però siamo stati ancora fortunati. Era da pensare che veniva una alluvione, perché quando si vede
dalla Toscana che viene su, il scirocco dalla Toscana, e viene su e ciapa e si batte qua sulle Dolomiti. Del 66 uguale ha fatto qua. Siete isolati dal mondo? Sì, isolati, e l'altro giorno per una settimana è mancata anche la luce, adesso ho messo dei generatori, allora abbiamo la luce, un po' meglio, ma le condizioni, le solite condizioni queste sono. Queste dunque le voci di Sovramonte. Poi c'è la stagione da salvare, una stagione che deve ripartire subito. La stagione ci sarà, l'ho ribadito anche l'altro giorno, domenica, Zaia, quando era presente anche il vice premier Salvini. Ripartire subito per permettere appunto alla montagna di rialzarsi, e l'assessore regionale del turismo Federico Caner ieri sera a 20:10 ha annunciato la proroga del bando per la montagna. Io ho intenzione anche di portare nella giunta prossima del 13 novembre, non la prima, quella successiva perché devo costruire la delibera, ma portare una proroga dei termini per quanto riguarda il bando per la montagna che era stato fatto quest'estate. Era un bando che dava aiuti economici agli albergatori, ma non solo agli albergatori, anche coloro i quali fanno ricettività turistica in montagna e che volevano ripristinare le proprie strutture, quindi volevano fare innovazione di prodotto e volevano sistemare i loro alberghi, perché noi abbiamo la necessità anche di adeguare quelle che sono le nostre strutture ricettive della montagna. Bene, questo bando scadeva il 30 novembre, però vista la situazione, no, che ha messo in difficoltà non solo gli albergatori ma anche gli stessi comuni, quindi anche coloro i quali devono rilasciare le pratiche agli albergatori, e visto che ora sono impegnati dalla questione della ricostruzione, abbiamo pensato di prorogare questo bando e quindi non avrà più scadenza 30 novembre ma lo porterò al 31 gennaio 2019. Ecco, questo è importante perché dà più tempo agli albergatori per presentare le domande e dà più tempo anche ai sindaci per poter andare in, perché molti di questi chiedono per esempio degli incartamenti ai comuni per quanto riguarda l'aspetto urbanistico piuttosto che la SCIA o tutti i vari provvedimenti amministrativi che il comune deve fare. Di quanti soldi parliamo? Allora, era un bando dedicato esclusivamente alla montagna di 6 milioni di euro. Sì. Queste dunque le parole di Caner. Prima di separarci per la pubblicità per pochi istanti andiamo sul sito del Corriere del Veneto, perché c'è anche spazio per un sorriso in questi giorni drammatici per la montagna. Lo vedete, Belluno, azzurra, nata durante la tempesta. La mamma dice: partorivo e fuori c'era il finimondo. Questa storia che viene dalla Toccol, frazione di Agordo, Federica e Mirko, ecco, questa è la foto ovviamente della coppia felice. La bimba si chiama Azzurra e è nata proprio martedì scorso all'ospedale di Belluno, mentre fuori infuriava la tempesta e c'era anche il Piave che era a rischio esondazione. Eppure c'è stato anche questa storia di speranza, una bimba che nasce proprio durante i giorni drammatici della emergenza maltempo. Adesso pochi istanti di pubblicità. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. La cronaca ci porta nel Padovano con una violenta aggressione e l'arresto di un richiedente asilo. È andata fuori, erano le 5 e ha visto che c'era questa persona. Questo, come l'ha vista, l'ha diciamo spinta dentro con una mano sulla bocca e una sugli occhi per non farsi riconoscere. E una volta dentro voleva soldi. È l'alba di lunedì in questa villetta di Cartura dove vivono una donna di 55 anni con 2 fratelli disabili. Fuori è buio ma la donna sente alcuni rumori e si alza. In giardino vede un'ombra, pochi attimi, e per lei si scatena l'inferno, come raccontato al telefono all'amica. Una mano sulla bocca, l'altra sugli occhi. Il suo aggressore la fa entrare in casa, la spinge in camera, la fa cadere. Lei tenta di rialzarsi, lui la sbatte addosso al letto e poi a terra, quindi fugge. È la donna a chiamare i soccorsi.
Il 118, un cugino, i carabinieri, è male dappertutto. È preoccupata anche per i fratelli che non si sono accorti di niente. I carabinieri iniziano subito le indagini che li conducono sulle tracce di un ivoriano di 26 anni, richiedente asilo per mesi con altri migranti, era stato ospitato in questa abitazione di proprietà dell'aggredita. Sottoposto a fermo adesso di Ivoriano, che non ha precedenti, si trova in carcere. Viveva a Padova e proprio lì i carabinieri lo hanno rintracciato. L'aggredita in ospedale, a costole rotte e dolori a non finire. Stamattina gli hanno messo la morfina perché davano tranquillanti ma non facevano effetto. Una donna buona che aveva aperto le porte di casa, un'esperienza quella con i migranti positiva all'inizio. L'amica insegnava loro l'italiano, l'aggredita uno l'aveva addirittura aiutato a studiare. Cambiata cooperativa, le cose sono mutate. Quelli che ho conosciuto io erano disperati, sì, perché si trovavano qua e non avevano prospettive, però tutta brava gente. La Luciana la chiamavano mamma, cioè avevano anche costruito un rapporto molto bello con Luciana. La signora aggredita si fidava, un animo buono. Che è sempre aperto, è sempre, tu vai là, la porta è sempre aperta e mi diceva, ma chi vuto che venga qua da me? Chi vuto che venga qua da me? E io dicevo, ma insomma chiuditi a chiave, chiuditi. Io non sarei così tranquilla se li hai sulla porta. E anche tra i vicini di casa di questa stradina, a pochi passi dalla chiesa di Cartura, purtroppo cresce la paura. L'emergenza maltempo e lo sguardo, il racconto della montagna devastata ha rosicchiato inevitabilmente del tempo al nostro telegiornale. C'è solo il tempo per dirvi, ma lo vedete fra poco nel telegiornale di Venezia, che la Regione ha predisposto un piano di prevenzione per il prossimo anno, per il 2019, per evitare che il virus West Nile diventi un'emergenza come è stato quest'estate, quindi nel telegiornale di Venezia potete vedere i dettagli di questo piano di prevenzione. E poi la notizia sportiva del giorno con l'esonero di Pierpaolo Bisoli, l'allenatore del Padova, e il nuovo allenatore già presentato, Claudio Foscarini, che è stato per tanti anni alla guida del Cittadella. Dopo di noi il telegiornale di Venezia, poi vi ricordo dopo la serata con 20 e 10 l'edizione Flash e la prima serata con il grande calcio su Antenna 3. Vi lascio al meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Continua a piovere sulle nostre regioni, sia pure in maniera meno intensa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Non mancheranno comunque ampie pause asciutte e soleggiate. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 13 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Avremo condizioni spiccatamente instabili un po' su tutto il territorio regionale. Il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni piuttosto frequenti e localmente anche di moderata intensità, in attenuazione comunque durante le ore notturne. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime comprese invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà possibile qualche pioggia, soprattutto sui settori meridionali, mentre sulle Alpi di confine non si esclude qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.